Dopo tanti anni di commissariamento è eletto il nuovo consiglio dello IACP di Agrigento, Maurizio Bugea è il nuovo presidente. Ricorso al TAR, il comune empedoclino si costituisce nel giudizio elettorale proposto dinanzi al TAR Palermo da candidato a sindaco Rino Lattuca. Si è proceduto ieri alla piantumazione della stele per i giusti dell'Accademia Studi Mediterranei alla Valle dei Templi. Al via ad Agrigento il congresso regionale della SIA, Società Italiana di Andrologia. Eletto il nuovo direttore della Fondazione del Teatro Pirandello e l'empedoclino Salvo Prestia. Una panoramica sportiva dei principali avvenimenti. E buongiorno con l'appuntamento quotidiano di TV Notizie. Oggi apriamo il nostro telegiornale con un avvenimento sicuramente importante, cerimonia di insediamento ieri del nuovo presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, l'avvocato Maurizio Bugea. Dopo tanti anni di commissariamento si è insediato infatti il nuovo consiglio di amministrazione. Bugea sarà presidente ed è affiancato dai consiglieri Gioacchino Pontillo, già commissario straordinario, e l'avvocato Santino Russo. Alla cerimonia presente anche l'onorevole Giusy Savarino di Diventerà Bellissima e il commissario di Fratelli d'Italia Lillo Pisano, il servizio. Cerimonia di insediamento del nuovo presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, l'avvocato Maurizio Bugea. Dopo tanti anni di commissariamento, quindi, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente. Bugea è presidente, affiancato dai consiglieri Gioacchino Pontillo, già commissario straordinario, e dall'avvocato Santino Russo. Alla cerimonia di insediamento erano anche presenti l'onorevole Giusy Savarino di Diventerà Bellissima e il commissario di Fratelli d'Italia Lillo Pisano. Credo che quello di oggi è un avvenimento particolarmente importante perché il governo regionale con il presidente Musumeci e l'assessore Falcone hanno voluto dare una chiara e netta distinzione, quindi un carattere distintivo rispetto al commissariamento di tutti questi istituti che è durato per circa 13 anni. È chiaro quindi che con l'instaurazione e con l'insediamento di un consiglio di amministrazione, quindi di un consiglio collegiale che oltre a me sarà composto dal dottore Gioacchino Pontillo e dall'avvocato Santino Russo, ci sia una venuta alla ribalta degli istituti autonomi case popolari. Questo perché? Perché è particolarmente importante, perché noi ci troviamo a affrontare un periodo difficile, una conseguenza di tutto il periodo della pandemia e allo Stato ci sono diverse leggi che consentiranno, che hanno un carattere distintivo ed importante e porteranno praticamente a poter affrontare il problema della riqualificazione, del risanamento del nostro patrimonio edilizio e conseguentemente comporteranno una importante innovazione sotto il profilo anche delle garanzie per lo sviluppo economico del nostro territorio. Pensa che il Superbonus possa avere un ruolo importante? Allora, il Superbonus avrà sicuramente un ruolo importante. Tra l'altro c'è in atto una presentazione, un'idea di presentazione di progetti proprio per poter approfittare di questo particolare evento del Superbonus, per cui crediamo che anche con l'aiuto di tutti i nostri collaboratori, i colleghi di questo istituto, di poter approfittare proprio dell'evento del Superbonus e quindi cercare di dare un consolidamento a sia alla manutenzione che anche alla creazione. Vedremo in futuro se ci saranno fondi disponibili, ma cercheremo di approfittare di ogni legge anche con fondi europei se sarà il caso, per poter pertanto dare casa a coloro che ne hanno realmente bisogno. Oggi è un grande giorno per lo IACP di Agrigento perché dopo 13 anni si insedia il Consiglio di amministrazione, quindi l'organo
politico ordinario. Abbiamo tanto lavoro da svolgere, perché poco fa abbiamo sentito anche l'assessore Falcone che ci incitava a lavorare, perché sul territorio abbiamo da spendere i finanziamenti previsti dal PNRR, che ci permetterebbe di rinnovare il nostro patrimonio. Abbiamo più di 7.500 alloggi nella provincia di Agrigento, un po' vetusti, e abbiamo l'occasione con questi finanziamenti di renderli più moderni e anche di rendere un servizio agli utenti. Nel ripercorrere le parole già dette dal Presidente Bugia poco fa, tra l'altro storico questa giornata di oggi, perché almeno si pensa, poi si ritiene che oggi la IACP abbia proprio compiuto 100 anni, quindi si va a considerare, si va a formare, ad incastrare questa nuova situazione del nostro insediamento dopo 13 anni di vacazio dell'ufficio, con una CDA ordinario che finalmente può cominciare a lavorare nell'interesse e dell'ente e dei soggetti aventi diritto, agli utenti appunto che si rivolgono all'ente. Oggi è una giornata importante perché dopo 13 anni si insedia un CDA formalmente, dando legittimazione a un ente come l'OACP che diventa un riferimento al territorio sempre più importante. Come molti sanno, il Presidente Musumeci aveva inviato in Commissione un disegno di legge per riformare l'IACP nella sua governance, renderla più moderna, più vicina a nuove metodologie, a nuove forme di sostegno come il social housing. Abbiamo fermato quella riforma perché il sopravvenire del bonus 110% che ha riconosciuto lo IACP come unico ente pubblico che può essere beneficiario di questi vantaggi economici poteva cambiando la governance, perdere un'occasione importante e quindi abbiamo fermato questa riforma e potenziato quello che già esiste, quindi enti che diventano riferimento del territorio e che sono certa, oltre agli investimenti che il governo Musumeci proprio sulla provincia di Agrigento ha fatto, penso ai 60 alloggi a Ribera, in un quartiere che era soprannominato il Bronx e che adesso è totalmente bonificato e i lavori sono in corso. Penso all'ultimo finanziamento di oltre 3 milioni che ha riguardato proprio Agrigento città, Porto Empedocle, Licata, Ravanusa. Penso agli aiuti che abbiamo dato per il periodo del Covid, questo lo abbiamo dato agli assegnatari con un bonifico che è arrivato a questo ente di oltre 1,9 milioni. Sono tutti segnali che vengono dati dal governo Musumeci, segnali importanti che vogliono portare l'OACP a ritornare a essere protagonista e riferimento non solo degli assegnatari che devono vedere alloggi migliorati e riqualificati proprio accedendo al bonus, ma anche nuovi alloggi che vedano data l'occasione a nuove famiglie di avere alloggi che siano all'altezza di queste famiglie e del decoro dei siciliani. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo dato il nostro sostegno nominando Santino Russo come componente in questo insieme agli IACP di Agrigento e sicuramente gli IACP di Agrigento svolgerà un ruolo sul territorio abbastanza importante, che è quello di aiutare tutte le famiglie che sono stato di bisogno e che vanno alla ricerca della prima casa. Oltre a questo utilizzeremo sicuramente l'ecobonus per riportare avanti tutte queste strutture che da 30 anni sono abbandonate e naturalmente il governo Musumeci vuole investire tanto per nuovi alloggi, che oggi con i problemi che ci sono, soprattutto quello di avere una casa, il governo Musumeci è uno degli obiettivi prioritari che ha. E per le elezioni comunali del 2021 a Porto Empedocle il comune si costituisce nel giudizio elettorale proposto dinanzi al TAR Palermo dal candidato a sindaco sconfitto Calogero Lattuca. In arrivo novità circa le elezioni comunali 2021 a Porto Empedocle. Il comune si costituisce nel giudizio elettorale proposto dinanzi al TAR di Palermo dal candidato sconfitto Calogero Lattuca. L'ultima consultazione elettorale per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale a Porto Empedocle, svoltasi lo scorso ottobre 2021, ha visto vincitore il candidato sindaco Calogero Martello, proclamato eletto in esito al turno di ballottaggio,
che lo ha visto scontrarsi con il secondo candidato più votato, cioè Salvatore Iacono, poi nominato consigliere comunale e presidente del Consiglio. Avverso l'esito delle suddette elezioni, ha proposto il ricorso dinanzi al TAR di Palermo l'altro candidato a sindaco Calogero Lattuca, detto Rino, che al primo turno aveva ottenuto 2157 voti di preferenza, chiedendo così l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e del Consiglio comunale per presunte anomalie verificatesi nelle sezioni e quindi il riconteggio di tutte le schede. L'amministrazione comunale empedoclina, ricevuta la notifica del ricorso, si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'avvocato Rubino, eccependo l'inammissibilità e la palese infondatezza del ricorso, in quanto volto a una ingiustificata e non consentita ripetizione in sede giurisdizionale dello spoglio dei voti in tutte le sezioni elettorali, finalizzata ad accertare poi in sede di verifica la sussistenza di eventuali errori. L'avvocato Rubino ha contestato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per le genericità delle censure, non avendo parte ricorrente opportunamente specificato le schede contestate, la cui correzione potrebbe capovolgere l'esito della competizione elettorale nelle sezioni coinvolte e le incongruenze riscontrate. Si è costituito così in giudizio anche il sindaco proclamato eletto, dottore Martello, con il patrocinio dell'avvocato Impiduglia. L'udienza pubblica del giudizio, attualmente pendente dinanzi al TAR di Palermo, è stata fissata per il prossimo 14 dicembre 2021. E dopo la tavola rotonda che si è svolta ieri a Casa San Filippo, alla Valle dei Templi, organizzata dall'Accademia Studi Mediterranei di Agrigento su Dante il Giusto, si è proceduto alla piantumazione della stele in memoria dei giusti. Dopo la tavola rotonda svoltasi ieri a Casa San Filippo, organizzata dall'Accademia Studi Mediterranei di Agrigento su Dante il Giusto, si è proceduto alla piantumazione delle stele in memoria dei giusti. Il Giardino dei Giusti della Valle dei Templi quest'anno si è arricchito della presenza di ulteriori alberi e relative stele dedicate a personaggi di grande levatura, tra cui l'ambasciatore Luca Attanasio, assassinato lo scorso 22 febbraio a Goma, nella Repubblica del Congo, e il magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983. Presenti per l'occasione la figlia Caterina, magistrato e attualmente europarlamentare. È grandissima, intanto il riconoscimento dell'essere inserito nel Giardino dei Giusti, e io credo che Rocco Chinnici è stato davvero un giusto, un uomo che ha saputo coniugare umanità e impegno e rigore nell'applicazione della legge, e ha dedicato tutto questo alla Sicilia, ai giovani siciliani, quindi che oggi qui ad Agrigento, in un sito ricco di storia, di cultura, di arte, venga ricordato Rocco Chinnici attraverso un albero nel Giardino della Memoria significa non solo il riconoscimento del suo impegno, del suo amore per questa terra, ma trasmetterne la memoria ai più giovani, e quindi è una grande emozione, è un momento bellissimo. In modo particolare quest'anno, come ha spiegato la presidente onoraria dell'Accademia, Assuntina Gallo, abbiamo voluto onorare solennemente, in occasione dei 700 anni della sua morte, la figura di Dante Alighieri. A tal proposito è stata messa a dimora un albero e una stella di marmo per ricordare il sommo poeta. Un albero e la relative stele sono stati dedicati ai coniugi Jacob ed Elisabeth Kunzler. Essi, durante la Prima Guerra Mondiale, assistettero allo sterminio degli armeni ad Ufra. Nel dopoguerra rischiarono continuamente la vita per salvare 140.000 orfani, in prevalenza armeni. Nel Giardino dei Giusti sono entrati anche 2 marescialli, uno della Guardia di Finanza e uno dei Carabinieri, morti infoibati nell'autunno del 1943, gridando «Viva l'Italia!». Si tratta del maresciallo dei Reali Carabinieri Torquato Petracchi e del maresciallo della Regia Guardia di Finanza Antonio Farinatti, le cui figure sono state revocate rispettivamente dal comandante provinciale dei Carabinieri Vittorio Stingo e da quello delle Fiamme Gialle Rocco Lopane. Il maresciallo Torquato Petracchi è una vittima delle foibe, una persona a cui il Comitato Scientifico dell'Accademia di Studi Mediterranei ha voluto ricordare con questo gesto profondo e significativo, fatto da una persona che nell'adempimento del proprio dovere, in un momento di difficoltà per la nostra nazione, subito dopo l'8 settembre,
successivamente a un armistizio particolarmente confuso, ha deciso di proteggere gli italiani in fuga e di fare scudo con il proprio corpo per garantire il salvataggio del maggior numero di vite possibile. Il maresciallo Petracchi è stato poi catturato dai partigiani titini, è stato seviziato e infine infoibato, lanciandolo in un buco profondo 135 metri con i polsi legati da fil di ferro spinato. Prima però di cadere il maresciallo Petracchi ha urlato "Viva l'Italia!", proprio a sincerare il suo profondo attaccamento, la sua italianità, la sua fedeltà alle istituzioni che in quel momento per lui rappresentavano tutta la sua vita. Si tratta del maresciallo capo della Regia Guardia di Finanza Farinatti, che nel 1943, dopo l'armistizio, fu arrestato per il fatto di rappresentare gli italiani nel territorio istriano dalle truppe slave del maresciallo Tito, e dopo essere torturato, infoibato. Lui non aveva abbandonato la città in cui prestava servizio e rimase a soccorrere la popolazione fino a quando non fu anch'egli arrestato, appunto, come ho detto, torturato e legato ai polsi ed infoibato, perché non rinunciò mai, non rinnegò mai la sua italianità. E i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata hanno arrestato un cittadino italiano di anni 44, celibe, disoccupato, resosi responsabile del reato di evasione. L'uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione a seguito di una condanna riportata per furto aggravato, è stato sorpreso sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione o un valido motivo. L'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato accompagnato nuovamente presso la propria residenza, ove il regime di arresti domiciliari attenderà la fissazione dell'udienza di convalida. E sempre i carabinieri della stazione di San Biagio Platene hanno arrestato un soggetto del posto di 46 anni, disoccupato, celibe, in esecuzione dell'ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Agrigento. L'uomo, riconosciuto colpevole del reato di danneggiamento a seguito di incendio per fatti verificatisi nel 2019, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione, ove dovrà scontare un altro anno di reclusione. Al via ieri ad Agrigento le 2 giornate previste del 22° congresso della sezione regionale siciliana della Società Italiana di Andrologia, evento organizzato da Omnia Congress. Al via ieri ad Agrigento la prima delle 2 giornate previste del 22° congresso della sezione regionale siciliana della Società Italiana di Andrologia, che ha visto la presenza di qualificati operatori del settore, medici, specialisti, professionisti confrontarsi su tematiche di grande attualità in materia come i nuovi trattamenti diagnostici nel trattamento della disfunzione erettile, i nuovi orientamenti terapeutici nelle disfunzioni erettili, sulle lesioni cutanee dei genitali maschili, delle novità terapeutiche nel trattamento del carcinoma prostatico, riabilitazione post-chirurgica e tanti altri argomenti in tema di andrologia. Diciamo che gli argomenti che noi trattiamo in seno a questo congresso regionale trattano tutti diciamo, gli aspetti diagnostici e terapeutici delle patologie in ambito andrologico più frequenti. C'è uno spazio dedicato all'approfondimento della diagnosi e della terapia della disfunzione erettile. C'è un ampio spazio dedicato alle lesioni cutanee dei genitali maschili, uno spazio anche dedicato agli aspetti che coinvolgono la sessualità nei pazienti oncologici. Domani invece ci sarà una importante sessione che tratterà dell'infertilità maschile, in particolare verrà analizzata la terapia dell'infertilità maschile idiopatica, che rappresenta la causa più frequente di infertilità nell'uomo. Si farà il punto anche sull'attività dei centri di fecondazione assistita in Sicilia, per cui sarà un'occasione di confronto a livello multidisciplinare con i colleghi ginecologi e con i colleghi che si occupano anche dal punto di vista della preparazione sia degli ovociti che del liquido seminale, quindi con i colleghi biologi.
La disfunzione erettile è un problema di grandissima attualità, ecco, in Sicilia in che misura è presente il problema? L'impatto è notevole dal punto di vista sia in termini di frequenza e di incidenza della patologia, sia per quanto riguarda il suo aspetto inteso come coinvolgimento della sfera psicologica e quindi degli aspetti comportamentali che impattano quindi sulla qualità di vita. Le cause di disfunzione erettile sono svariate, possono dipendere da problematiche legate a patologie metaboliche, pensiamo prima tra tutte il diabete, ma purtroppo spesso rappresentano l'esito di trattamenti chirurgici o anche di tipo medico in pazienti affetti da tumore della prostata, che oggi colpisce in assoluto in modo più frequente rispetto ad altri gli uomini. Il tumore della prostata purtroppo è in continuo aumento? Assolutamente sì, oggi sta diventando il tumore più frequente nell'uomo. L'unico aspetto positivo è che riusciamo a fare una diagnosi precoce, quindi tempestiva, che ci permette di proporre il trattamento più efficace e con una risoluzione del problema, se non di guarigione ma sicuramente di cura, nella maggior parte dei pazienti. Quali sono i fattori di rischio maggiormente presenti? I fattori di rischio ovviamente sono collegati principalmente all'età e possono poi dipendere da abitudini voluttuarie, ovviamente anche di tipo alimentare, ma chiaramente non sono note le cause che determinano l'insorgenza del tumore, se no saremmo riusciti a proporre un trattamento terapeutico mirato, eziologico e quindi ancora più efficace. Sono maggiori quelli benigni o quelli maligni? No, noi parliamo di tumore prostatico intendendo il carcinoma della prostata, diciamo che sicuramente ha un impatto in termini di frequenza molto importante, ma la patologia benigna è quella che affligge forse più frequentemente gli uomini, perché è quella che poi dà problemi di carattere ostruttivo con i sintomi legati alle alterazioni e ai disturbi della minzione, quindi è molto sofferta da parte del paziente. Ma anche in questo ambito oggi si sono proposte, si sono sviluppate dei nuovi trattamenti chirurgici che applicano nuove tecnologie, nuove fonti di energia, basti pensare al laser e all'olmio. Quindi sono tecniche molto efficaci e meno invasive. Questo è il 22° congresso regionale della Società Italiana di Andrologia, per la prima volta viene tenuto ad Agrigento ed è anche un riconoscimento per quella che è la nostra unità operativa di andrologia, dove appunto vengono effettuati numerosi interventi di chirurgia andrologica specialistica. Il tema è molto importante perché appunto le problematiche sessuali, sia quelle di tipo erettile sia anche quelle legate all'infertilità, come anche a quello delle lesioni dei genitali esterni e alla problematica dell'HPV, del virus dell'HPV, sono particolarmente importanti nell'ambito appunto della patologia urologica, per cui questo evento è un'occasione per fare il punto a che punto siamo con le terapie per questo tipo di patologie. Si discuterà anche di prostata, di cancro alla prostata. All'interno dell'evento è collocato uno spazio dedicato al cancro della prostata, perché in questi ultimi 3 anni, proprio una cosa rapidissima, sono stati introdotti dei nuovi farmaci, dei nuovi antiandrogeni che ci permettono di ottenere dei lunghi intervalli liberi da malattia in una patologia così frequente come è il cancro della prostata, che è la malattia, è il tipo di tumore più frequente nel maschio, e quindi insomma abbiamo voluto inserire all'interno del congresso andrologico una seduta dedicata proprio a queste novità in campo tumorale, diciamo. Nella nostra provincia sono molti casi? Allora, il carcinoma della prostata, ogni anno in Italia abbiamo circa 48.000 nuovi casi, in Sicilia si parla di circa 4.000 casi, nuovi casi ogni anno. Per la provincia di Agrigento io non ho un numero preciso di quello che possa essere, però se in Sicilia abbiamo
4.000 nuovi casi ogni anno, possiamo stimare che nella provincia di Agrigento circa 400 casi per tutta la provincia. Probabilmente è un numero abbastanza vicino alla realtà. Sulla disfunzione erettili, cose, diciamo, come le nuove tecniche consigliate? Allora, sulla disfunzione erettile abbiamo fatto ancora, si è parlato sempre dei farmaci e dei cosiddetti inibitori della fosfodiesterasi, che sono i vari Viagra, Cialis, eccetera, Sealer, insomma tutti questi farmaci orali che già sono ben noti e quindi vengono utilizzati ampiamente dalla popolazione. Però si è parlato anche di nuovi trattamenti, per esempio delle onde d'urto, perché le onde d'urto che fino adesso venivano utilizzate per frantumare i calcoli renali o anche della colecista, oppure venivano utilizzate dagli ortopedici per trattare alcune patologie, la spalla dolorosa, una serie di patologie ortopediche, oggi vengono utilizzati con un certo successo anche nel trattamento della disfunzione erettile. Quindi queste onde d'urto da pochissimi anni, ora ci sono tante apparecchiature, quindi un'ulteriore possibilità per il trattamento della disfunzione erettile. Noi come urologi siciliani e anche calabresi siamo sempre vicini a queste problematiche. Sappiamo come l'andrologia è una specialità che spesso è abbracciata da molti urologi, quindi anche all'interno della sezione interregionale della società siculo-calabra di urologia abbiamo molta attenzione per le problematiche andrologiche, tant'è vero che abbiamo dato il patrocinio di buon cuore a questo evento. Il problema dell'infertilità è un problema molto vasto e chiaramente interessa sia aspetti di natura endocrinologica ma anche aspetti chirurgici. Sappiamo che il varicocele spesso è la causa più frequente negli adolescenti e quindi una correzione in tempi giusti può sicuramente preservare la fertilità. Ci sono anche aspetti di natura psicologica, la coppia che ha problemi di fecondazione è una coppia che va seguita anche da un punto di vista psicologico e quindi tutto questo sarà discusso in questo convegno e penso che ognuno di noi porterà a casa dei dati sicuramente interessanti. Noi abbiamo dei dati allarmanti dell'Istituto Superiore di Sanità sulla denatalità in Italia. Siamo passati in un decennio, nel 2010, a 263.000 nati, nel 2020 siamo arrivati a 404.000, quindi una riduzione del 30% e se ne parla ancora poco. È vero che oggi siamo tutti sommersi 24 ore dal problema del virus, ma dovremo certamente tornare a parlare di questo come di altri argomenti importanti per la medicina. Noi oggi sappiamo, siamo appena usciti dalla conferenza di Glasgow, che esistono tantissime cause di riduzione della fertilità, quindi non solo per quanto riguarda gli inquinanti o per quello che riguarda i nostri alimenti, ma per quanto riguarda la temperatura. A Glasgow si parlava di una riduzione di 1,5 gradi, noi sappiamo che una riduzione di un solo grado, quindi meno del livello che si voleva raggiungere a Glasgow, riduce tantissimo gli spermatozoi umani. Eletto il nuovo direttore della Fondazione del Teatro Pirandello è Salvo Prestia, di 45 anni, di Porto Empedocle. Pochi giorni fa sono state attribuite le nuove cariche. Alessandro Patti, presidente, componente del direttivo l'avvocato Gaetano Arò, Giuseppe Miccichè e Salvatore Nocera Bracco, il servizio. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento ha deliberato la nomina del nuovo direttore generale. Si tratta di Salvo Prestia, 48 anni, originario di Porto Empedocle, già vicepresidente del Circolo Fratelli d'Italia. Il nuovo direttore generale svolgerà l'incarico fino al 31 dicembre a titolo gratuito, in quanto il Consiglio di amministrazione non ha ancora ricevuto il formale passaggio di consegne da parte della precedente gestione e quindi non ha ricevuto ancora una formale rappresentazione e descrizione dello stato della cassa della Fondazione aggiornata oggi, non potendo dunque assumere impegni economici a medio e lungo termine. Prestia avrà il compito anche di individuare il nome del nuovo direttore artistico che verrà poi sottoposto al Consiglio di amministrazione, che quasi certamente sarà Francesco Bellomo. Sicuramente sarà una bellissima avventura perché il teatro ha bisogno di essere rilanciato a tutti i livelli. Ringrazio il Consiglio di amministrazione che
ha individuato in me una persona che possa svolgere questo lavoro, e quindi sono veramente entusiasta e anche consapevole delle tantissime cose che bisogna fare. Un lavoro che sarà condiviso anche con il CDA? Assolutamente sì, dobbiamo coinvolgere tutte le forze sane e tutte le persone appassionate di cultura a tutti i livelli, ad Agrigento siciliani perché no, ma dobbiamo essere aperti a tutte le nuove compagnie. Aspetta, questo non mi piace. Dobbiamo essere aperti a tutte le realtà che meritano per rilanciare al massimo la nostra struttura, che è una delle più belle che abbiamo in Italia. Ecco, presenterete il cartellone quanto prima, oggi il debutto con l'evento questo dedicato a Pippo Montalbano. Pippo Montalbano è una colonna della cultura agrigentina, meritava e merita di essere ricordato con questo premio. Non dimentichiamo che il luogo in cui siamo è il foyer intitolato proprio a lui, quindi è parte del Teatro Pirandello a tutti gli effetti. E ha preso via stamani un importante momento del progetto Monumentiamo, le chiese di Santa Croce e di Santa Maria dei Greci, i primi beni culturali e ecclesiastici oggetto del progetto a cura dell'Arcidiocesi di Agrigento e dell'Ordine degli Architetti. Abbiamo già segnato le prime 2 tappe del progetto Monumentiamo, nato lo scorso 7 agosto a seguito della sottoscrizione dell'apposito protocollo d'intesa tra Ordine degli Architetti e Arcidiocesi di Agrigento. Il progetto è finalizzato al censimento e alla schedatura delle condizioni di efficienza strutturale dei beni culturali e ecclesiastici che ricadono sul territorio della città dei Templi, con l'obiettivo di alimentare una sorta di banca dati informatica a cui ricorrere per programmare interventi di manutenzione o di messa in sicurezza del patrimonio culturale ecclesiastico agrigentino. I primi 2 immobili oggetto di schedatura e censimento sono stati Santa Croce nell'Ordine e Santa Maria dei Greci, dove non sono state riscontrate particolari criticità strutturali. I lavori comunque continueranno nei prossimi giorni fino a interessare tutti gli immobili che sono stati inseriti nell'elenco allegato al protocollo d'intesa e saranno completati entro il prossimo mese di gennaio. Gli architetti volontari di protezione civile che sono stati incaricati di eseguire il progetto hanno preliminarmente seguito un corso di formazione di 20 ore che abbiamo potuto ottenere grazie all'impegno dell'Arcidiocesi, in particolare di Don Giuseppe Pontillo, e grazie alla preziosa collaborazione del dirigente territoriale della Protezione Civile Maurizio Costa, del responsabile del Dipartimento di Protezione Civile dell'Ordine Giuseppe Vita, del coordinatore tecnico dello stesso Dipartimento dell'Ordine Giuseppe Cacciatore e infine, lo ringraziamo particolarmente, grazie alla preziosa collaborazione tecnica del professore Cucciari. Oggi consegniamo gli attestati agli architetti che hanno seguito con profitto il corso, che poi sono gli architetti che proseguiranno nel progetto Monumentiamo. Ordine degli Architetti, Arcidiocesi di Agrigento, Ufficio Beni Culturali insieme per la conoscenza del patrimonio, per la tutela e per eventuali interventi in caso di calamità e problematiche strutturali. Un momento molto importante che ha visto le 2 realtà che collaborano per altre forme con i liberi professionisti ogni giorno insieme per promuovere questa consapevolezza che il patrimonio non solo va valorizzato, va custodito, ma bisogna anche proiettarsi in una conoscenza per possibili interventi in emergenza.
Speriamo e ci auguriamo che questo modello possa essere applicato anche alla pubblica amministrazione per un censimento anche del patrimonio pubblico e delle criticità non solo del patrimonio pubblico ma anche del patrimonio privato, specialmente nel centro storico di Agrigento e nei centri storici delle nostre città della provincia. L'intervento del Dipartimento di Protezione Civile dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Agrigento, è quella di stilare queste schede fornite dalla Protezione Civile sulla patologia strutturale che vi sono in questi edifici sacri. Ovviamente la scheda è molto articolata e darà delle informazioni chiare a chiunque possa andare in caso di calamità nel luogo del sisma o di un'altra calamità, di avere un quadro chiaro di tutto quello che potrebbe incontrare all'interno della chiesa e anche al di fuori. La scheda in tutti i casi si completa anche con una catalogazione dei beni mobili all'interno di essa, in maniera tale che chiunque intervenga possa mettere in sicurezza, a secondo del grado di preziosità dei manufatti, o trasportarli in altri depositi. Il compito appunto di questi architetti è cercare di dare la maggiore informazione a chiunque possa intervenire e dare sicurezza alla struttura o anche ai beni immobili all'interno della chiesa. Oggi si conclude questo seminario e queste giornate di formazione da parte dell'Ordine degli Architetti, che ha visto la nostra partecipazione all'inizio e in questa giornata conclusiva come Dipartimento di Protezione Civile. È un'attività che noi abbiamo assolutamente condiviso e anzi ringraziamo l'Ordine degli Architetti per questa formazione rivolta ai giovani architetti. Questa attività è essenziale per eventuali necessità di verifica del territorio in caso di calamità di qualsiasi natura esse siano, nel caso specifico sugli eventi, sui beni monumentali, ma può essere replicata e utilizzata questa esperienza sui beni commerciali o sui beni privati, perché il nostro territorio purtroppo si presta a queste necessità, quindi dobbiamo essere preparati. Preparazione vuol dire appunto formare gli architetti tecnici, gli ingegneri, i geometri, gli agronomi, ognuno nel suo campo, affinché si possa fare tutti in squadra, perché ricordiamo che il Dipartimento di Protezione Civile ha il compito e il dovere di coordinare, reclutare e mettere assieme tutte le eccellenze tecniche e amministrative del territorio per risolvere problemi quando questi vengono. E si è svolto al Teatro Postavecchia di Agrigento l'appuntamento con il cinema. Per la prima volta è stato proiettato il film Il delitto di Mattarella, alla presenza del regista Aurelio Grimaldi. 4 le classi del liceo classico Empedocle presenti in sala, che hanno posto tante e variegate domande al regista Grimaldi. Si è svolto al Teatro Postavecchia di Agrigento un appuntamento con il cinema. Per la prima volta è stato infatti proiettato il film Il delitto Mattarella, con la presenza del regista Aurelio Grimaldi. 4 le classi del liceo classico Empedocle che erano presenti in sala e che hanno posto tante interessanti domande al regista Grimaldi. Questa rassegna dal titolo Il cinema in teatro, perché questo titolo? Perché noi facciamo incontrare, oltre alla visione della pellicola e quindi del film, il regista che lo ha realizzato con il pubblico che assiste e vede il film. È un imperdibile appuntamento per gli agrigentini. Hanno la possibilità di parlare con uno dei più importanti cineasti italiani, ricordiamo alcune sue opere come Mary per sempre, Ragazzi fuori, Le buttane, eccetera eccetera. Oggi un film, Il delitto Mattarella, dedicato a uno dei personaggi illustri della nostra regione, per Santi Mattarella, il fratello del capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Chi è questo regista? Il regista che incontrerà la cittadina di Agrigento è Aurelio Grimaldi.
Agrigento oggi ha l'opportunità di vivere una grande esperienza culturale attraverso il cinema, con la proiezione del film Il delitto Mattarella alla presenza del suo regista Aurelio Grimaldi. È un'occasione di ripensare la nostra storia collettiva attraverso questa pagina di storia oscura, negletta, per certi aspetti anche dimenticata, se non per il richiamo al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attraverso il lavoro che ha fatto Aurelio Grimaldi, che è uno dei più importanti registi del cinema italiano, presente qui ad Agrigento per poter interloquire con il pubblico rispetto alle sollecitazioni che la pellicola proietta a fine visione. È un'occasione importante perché in qualche modo Grimaldi con questo suo film testimonia la possibilità per il cinema italiano di poter riavere il cinema a tematica civile tra i suoi soggetti più importanti rispetto alle tematiche di riflusso sulla vita privata che in qualche modo oggi enfatizzano tutta la nostra cinematografia. L'esperienza del delitto Mattarella pone proprio in evidenza l'idea che il cinema possa davvero contribuire in qualche modo a sciogliere nodi della nostra storia, come del resto è accaduto nei decenni passati grazie a cineasti come Francesco Rosi o Elio Petri. Grimaldi è un regista autentico, uno di quegli autori che ha lavorato sulla parola, che ha lavorato sui segmenti di montaggio, attraverso anche un'interlocuzione significativa con le esperienze più importanti del cinema italiano, anche ritessendo nella sua opera alcune tra le esperienze più radicali che sono state compiute in Italia. Mi riferisco soprattutto all'opera di Pierpaolo Pasolini, di cui Grimaldi in qualche modo è anche un seguace, ed è proprio questa sua grande esperienza di insegnante, di scrittore e di regista poi che in qualche modo tesse le fila di questa giornata. La mattina vissuta con gli studenti del liceo classico e musicale Empedocle, lasciandoli poi dibattere con il regista. Bene, grazie a Agrigento, il mio lato materno, mia mamma era di Comitini, vissuta a Porta Empedocle, felice di essere qui ad Agrigento. È un ricordo, è una ricostruzione storica di un grandissimo siciliano, Piersanti Mattarella, che comunque per tanti anni è stato stranamente dimenticato e accantonato, ma è un siciliano di cui essere orgogliosi e soprattutto sul quale bisogna fare una meritoria memoria, e questo a volte è il compito di certo cinema. Quindi spero che tanti agrigentini stasera avranno voglia di vedere questo film e poi confrontarci insieme su degli anni un po' particolari della nostra Sicilia per costruire un futuro migliore. Linea alla regia per la pubblicità. A Tusa trovati e sequestrati numerosi reperti archeologici. I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Palermo, in collaborazione con la dipendente sezione di Siracusa e il comando compagnia carabinieri di Santo Stefano di Camastra, hanno sequestrato oltre 11.000 reperti archeologici provento di scavi clandestini. L'attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti e ne ha origine da una segnalazione pervenuta alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina su scavi clandestini avvenuti all'interno dell'area archeologica di Alesa Arconidea nel territorio di Tusa, sito risalente al 403 a.C. Grazie agli immediati riscontri positivi ottenuti dal nucleo TPC di Palermo, l'autorità giudiziaria ha emesso un decreto di perquisizione, la cui esecuzione ha permesso di sequestrare in 2 diverse abitazioni, a Caronia e a Siracusa, oltre 11.000 reperti archeologici, costituiti da lucerne, pesi da telaio, testine, oscilla, tessere di mosaico, elementi in pasta vitrea, elementi in bronzo, frammenti ceramici risalenti a varie epoche, corredati da pizzini con l'indicazione dei siti archeologici siciliani di provenienza, tra cui Mera, Morgantina e Megara Iblea. L'interessato è stato denunciato per ricerche archeologiche non autorizzate e impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, reati previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Visita dei tecnici romani della LND per il collaudo del nuovo campo sportivo ad Aragona, il servizio del collega Tonino Butera. Il sindaco Peppe Pendolino, c'è anche il presidente dell'Aragona Calcio Luigi Morrea, e oggi passo importante, è venuta LND di Roma, ha trovato terreno di gioco in perfette condizioni, si andrà sicuramente all'omologazione finale. Sì, assolutamente sì, siamo estremamente soddisfatti di aver ottenuto oggi l'omologa del terreno di gioco da parte degli organi federali. Un altro passaggio importante verso il nostro progetto che prosegue in maniera
in maniera molto positiva. Da una prima analisi di questo scorcio di stagione siamo estremamente soddisfatti, proprio perché tutte le formazioni che militano nei vari campionati di riferimento viaggiano quasi tutte a punteggio pieno, e di questo siamo molto ma molto orgogliosi. Da pochi minuti sono terminati i testi per l'omologazione finale dell'Aragona Stadium sul terreno di gioco. Sindaco, un altro passaggio importante per poi andare agli altri step per chiudere questa situazione di un campo che sta portando tantissimi benefici alla città in termini di giovani che praticano sport del calcio. Sì, stasera un altro tassello raggiunto per Aragona, è stato collaudato il campo dalla LND di Roma, sono arrivati i tecnici, ci hanno fatto i complimenti per come è stato realizzato, quindi è un orgoglio per l'amministrazione comunale e per tutta la cittadina. È bello avere questo stadium perché stiamo risvegliando Aragona, stiamo dando la possibilità ai nostri giovani di potersi venire a svagare. Abbiamo creato, grazie a Tonino Butera e tutto lo staff, Luigi Monreale, che è il presidente dell'Aragona Calcio, è partita la terza categoria, un bel traguardo, un bel risultato. Speriamo a breve di portare più in alto possibile la squadra di Aragona e Aragona tutta. Forza Aragona! Complimenti! E passiamo ora allo sport con una panoramica sulle partite di calcio della 12ª giornata di eccellenza. Tra le gare più importanti quella del Mazzarese Acragas, mentre quella del Canicattì con l'Enna è stata sospesa per Covid di alcuni giocatori risultati positivi. Il servizio del collega Carmelo Lentini. Per la 12ª giornata di eccellenza Girone A sono stati chiamati 3 arbitri provenienti dalla Federazione d'Oltrestretto. Si tratta di dirigere le 3 gare più importanti della giornata, i cui risultati finali potrebbero incidere notevolmente sul cammino in campionato. Intanto, i cui risultati finali potrebbero incidere sui campi di calcio siciliani. È notizia di queste ultime ore di 8 positivi al Covid-19 in seno alla squadra dell'Enna. È stato accertato il contagio di 7 giovani calciatori e un membro dello staff. Reagirà la squadra di Lido Buonfatto dopo la sconfitta. Ovviamente la dirigenza neroverde si è subito in questa gara Lega per annullare la trasferta del Canicattì in programma questa domenica allo Stadio Saraceno, inviando i risultati dei tamponi e tutta la documentazione alla Lega Calcio. La gara del Saraceno è dunque rinviata a data da destinarsi e a quanto pare potrebbe slattare anche la gara successiva con la Mazzarese. Ricordiamo che l'Enna ha da recuperare altre 2 gare non disputate Mazzaresi che intendono la gara vendicare l'onda della sarebbe dovuta partita essere diretta da Alessandro D'Angente di Brescia. L'altra gara d'alto profilo che interessa l'altra classifica è quella in programma tra Mazzarese ed Acragas. Infine il terzo incontro importante della giornata è quello relativo a Castellamare gazzati per la conquista della vetta. Mazzaresi che intendono vendicare l'onda della sconfitta patita in malo modo sul campo del Monaco con il locale Parma. La compagine dei tempi sarà seguita da un centinaio di tifosi. Per questa sfida è stato chiamato Alessandro Papagno della sezione di Roma 2. Infine il terzo incontro importante della giornata è quella relativa a Castellammare Marineo. Quest'ultima squadra sarà il prossimo avversario di arbitrerà la partita Davide Pazzi. La sfida sarà diretta da Matteo Moncalvo di Collegno. Per quanto riguarda le argentine di questa 12ª giornata, il Casteltermini di Apursio Sclavan riceve sul proprio campo il dolce onore Marsala. Ci sarà il ritorno alla vittoria? Se lo augurano i tifosi Granata che vogliono scalare la classifica generale e tirarsi presto dai bassi. Arbitrerà la gara Davide Pazzi di Palermo. Dura gara invece per il Pro Favara che affronta sul proprio campo il Parma Fava. Si prospetta una partita irta di insidie per entrambe le formazioni. Lorenzo Armenia di Ragusa è il direttore designato del Brucolere. Infine l'Unitas Sciacca, che dopo il risicato pari interno domenica scorsa se la vedrà brutta con il Don Carlo Miselmere. In questo caso dirigerà Michele Buzzone di Enna.
Comunque vediamo notevolmente quali sono le gare che si disputeranno questa domenica. Il Canecati riceve al Saracino questo sabato, l'arbitro chiamato si gioca in proposito è Alessandro D'Angelo. Poi domenica Castelterme, in una gara che promette scintille, bisogna vedere come reagirà la squadra di Lillo Bonfatto dopo la sconfitta. Canecati è stata rinviata a data da destinarsi. In questa gara non potrà essere impiegato il Oratorio Marineo biancorosso Remi Silmeri, che sconta la prima delle 5 giornate combinate per ultimo Mazzarese a Cragas. È una gara come le ultime, una comunque diretta concorrente in questo momento, sono tutte partite difficili, lo sappiamo, sono campi difficili e noi dobbiamo andare là a fare la nostra partita come abbiamo fatto sempre fino ad ora. Una settimana con tanta pioggia, tanti buoni allenamenti, un Akragas che sta attraversando un ottimo stato di forma. Ma secondo me dall'inizio comunque stiamo cercando di dare il meglio in allenamento, che poi sono convinto che l'allenamento è lo specchio della partita, come ti alleni così giochi la domenica. Questo è un gruppo eccezionale, un gruppo fatto di ragazzi seri, di professionisti e quindi sono fiducioso di questo. Quanto è importante per voi aver raggiunto il primo posto della classifica? Ma è importante più che altro per il morale, per allenarti bene, però conta poco, i campionati si vincono a maggio, ad aprile quando finisci, non si vincono a dicembre. Mercoledì la Coppa Italia, la prima gara dei quarti di finale in trasferta contro il Marineo. Che importanza darete a questa competizione? Ma noi ci teniamo, per noi la Coppa Italia è come una partita di campionato, noi andiamo a giocarci la nostra partita, andiamo lì a giocare per vincere e questo ci siamo prefissati. Giovanni Leonardi, domani l'Akragas sarà di scena in trasferta contro la Mazzarese, è il big match della 10ª giornata. Che gara ti aspetti? Ma mi aspetto una gara tosta, come al solito in questo campionato non puoi mai mollare neanche di un centimetro, perché tutte le squadre secondo me sono un pericolo per noi. Ci siamo preparati al meglio come tutte le settimane, stiamo lavorando duro e cercheremo di portare tutta la posta in palio della partita. Contro la Mazzarese, una ottima squadra del torneo d'eccellenza, servirà una Akragas concentrata ma soprattutto determinata. Sì, andiamo ad incontrare secondo me una delle migliori squadre del torneo, ben costruita, che fanno anche un bel gioco, perciò ci vorrà l'Akragas delle ultime partite, concentrata, determinata e con la giusta cattiveria agonistica. Come ha visto la squadra durante la settimana in allenamento qui a Fontanelle? Sì, ci siamo trasferiti ormai qui a Fontanelle per cercare di salvaguardare il manto erboso dell'Esseneto. No, la squadra l'ho vista bene, come al solito si allenano con impegno, seguono i dettami del mister e adesso stiamo facendo la rifinitura e domani si parte per Mazara. Serve una vittoria fuori casa per dare continuità ai risultati, una vittoria in trasferta che manca da tanto tempo. Sì, andiamo a Mazara per giocarci la partita, pur sapendo, ripeto, di affrontare un avversario importante. Poi dopo i 95 minuti accetteremo il verdetto del campo. La classifica la guardate, l'Akragas è in testa al campionato, è ritornata in vetta alla classifica. Sì, come dicevo prima, la classifica inizia a delinearsi, però come ben sappiamo è una classifica corta, fa piacere essere in testa con il Canicattì e la Nissa, però dietro a tre lunghezze abbiamo Misilmeri, Mazzarese, Marineo, un'altra squadra attrezzata bene, perciò come si suol dire bisogna stare sempre sul pezzo. E vediamo intanto un riassunto delle partite che riguardano i campionati minori, promozione, girone A. Nel girone A di promozione è in programma la 10ª giornata di campionato. Duri scontri attendono le compagini agrigentine. Il Raffadale, ad esempio, è ospite del Ganci, attuale terza forza del torneo, e non sarà facile conquistare punti preziosi. La compagine di Angelo Mercante in queste ultime settimane ha registrato un piccolo calo, ma la rosa è forte e saprà sicuramente riprendere quota. Il Camarat di Mimmo Belloma gioca in casa ma ospita un'altra big del campionato, quello dell'Ascari Cefalù, che occupa la terza posizione.
Per entrambe le agrigentine si prospetta una domenica di passione, ma vediamo di conoscere quali sono le partite che si disputano in questo campionato di promozione Girone A. Casteldaccia Fulgatore, Gangi Raffadali, Partinica Audace Castelbuono, Alcamo Resuttana, Folgore Città di San Vito Lo Capo, Camarat Lascari Cefalù e Villabate Città di Carini. In prima categoria Girone B la lotta si fa sempre più dura. In questa ottava giornata l'Empedoclina ospita al Collura l'attuale capolista del girone ed occorre una prova maiuscola per avere la meglio di un avversario molto competitivo che mira a vincere il campionato. Derby della montagna a Mussomeli, dove la locale Don Bosco se la vedrà con i dirimpettai del Gemini. Gara dall'esito incerto, anche perché si tratta pur sempre di una gara tra vicini di casa e tifosi accorreranno numerosi per incitare i propri beniamini. Impegnativa trasferta per l'Atletico Favara che si reca a Bagheria, attuale vice capolista del torneo. La compagine favarese si ritrova a pari punti con la compagine palermitana, per cui ogni pronostico è aperto a qualsiasi risultato. Scontro tra vicini di casa anche tra Sommatinese e Ravanusa in una gara che assegna punti pesanti per la classifica. Queste le gare in programma: Don Bosco Mussomeli Gemini, Empedoclina Aspra, Real Trabia Sporting Termini, Sciara Master Pro San Cataldo, Bagheria Atletico Favara e Sommatinese Ravanusa. E Angela Verone di Montaperto ha compiuto ieri 100 anni. Per l'occasione il sindaco Franco Miccichè, l'assessore Roberta Lala e la consigliere comunale Ilaria Settembrino hanno festeggiato la nonnina, madre di 11 figli, e le è stata consegnata per l'occasione una pergamena, un mazzo di fiori, portando anche gli auguri di tutta la città. E per consentire alla cittadinanza di donare con generosità il proprio sangue, l'ADAS di Agrigento effettuerà 2 raccolti mobili, una domenica 28 novembre a Casteltermini in piazza De Gasperi e l'altra a Raffadali presso l'associazione ADR in via Fiume. Le raccolte saranno operative dalle 8 alle 12. A tutti i donatori, ricordiamo, saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione. Bene, questo è tutto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni di TVA Notizie.